Sapete tutti che sono una persona diretta e senza peli sulla lingua. Essere quindi strumentalizzato per un'espressione certamente sgradevole, ma che anche un bambino capirebbe di essere una figura retorica, non mi sta bene. Ha preso carta e penna e scritto una missiva letta ieri sera al termine del Consiglio Comunale. La bufera, scoppiata ad Asolo dopo il post contro Silvia Romano pubblicato da Nico Basso, è approdata a Palazzo Beltramini. La foto della giovane cooperante liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia con la scritta "Impiccatela" postata dal consigliere d'opposizione ha scatenato le polemiche, sono fioccate le richieste di dimissioni, ma il consigliere, ex assessore ed ex leghista, non le ha presentate, pur ammettendo di aver superato il limite, ha giustificato la scritta. Non accetto di essere dipinto come violento e irrispettoso verso gli altri. Pensando a quanti imprenditori e famiglie si potevano aiutare con 4 milioni di euro, sono sincero, lo sforo è stato diretto e il termine spontaneo. Sicuramente ho superato il limite. Ma il momento storico che stiamo vivendo a livello globale non è dei più sereni e la tensione è alta, altissima. Il sindaco Mauro Migliorini, che già nell'immediatezza aveva preso le distanze, ha invitato Nico Basso a scrivere una lettera di scuse alla cooperante insultata, sottolineando il danno d'immagine che l'intera città di Asolo ha subito. Questa città è una città dell'accoglienza, non deve essere una città dell'odio, non deve essere un comune dove ci possiamo permettere queste tipologie di uscite. Io torno a ripetere, io non le posso dire si dimetta, assolutamente non è nel mio potere e il sindaco non ha nessun potere su questo. Io vedo già un passo avanti, lo ripeto, su ciò che ha detto questa sera. Io non so se ci saranno dei risvolti legali da parte di qualcuno che minaccia querele, minaccia questo, minaccia l'altro, lo faccia, per l'amor di santi lo faccia. Io vedo che comunque ciò che ha scritto ha provocato un danno che dobbiamo assolutamente bloccare, evitando ulteriori uscite di questo tipo. Valuto con serenità una sua presa di posizione ufficiale, con il sistema che ritiene più opportuno lei, di scuse nei confronti di quella cooperante. Non c'entrano i 4 milioni di euro, non c'entra lo Stato, qui è stata attaccata una donna